Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Allora, ci ritroviamo come il consueto appuntamento del venerdì. Siamo qui appunto a trascorrere una mezz'ora, 40 minuti insieme. Dunque approfittate di questo spazio, di questo lasso di tempo per porre la vostra domanda. Vi ricordo che se avete recentemente ricevuto una risposta, vi chiedo appunto di lasciare spazio ai nuovi. Comunque c'è tutto un metodo per porre correttamente la domanda, vale a dire che vi chiediamo appunto di scrivere il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda precisa, dunque niente doppie opzioni, ma chiedete già su una opzione se avete il dubbio fra più possibilità. Eventualmente vi ricordo che sono disponibili anche per consulti privati nei quali potremmo ovviamente fare approfondimenti diversi, valutare più domande eccetera. Dunque eventualmente non vi preoccupate, io comunque sono a disposizione per un consulto privato che dura 45-50 minuti, la richiesta è di 20 euro. Bene, detto questo, vi stavo dicendo appunto come porre la domanda. Dovete scrivere dunque la domanda chiara, il vostro nome, la vostra data di nascita, e se chiedete anche di verificare qualcuno in particolare dovrete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Vi ricordo che l'attendibilità delle sibille è quanto più alta in percentuale, tanto più sono le informazioni che io ho anche a livello vibratorio. Ovviamente siamo in una situazione pubblica, dunque non chiedo i cognomi, non chiedo le fotografie, cosa che invece durante il consulto privato potrei chiedervi. Dunque anche il grado di attendibilità durante una diretta è sicuramente inferiore. Nonostante ciò io faccio del mio meglio, mi impegno per darvi la risposta che maggiormente ritengo essere la giusta interpretazione della stesa. No, non venitemi a stressare in privato se avete ricevuto una risposta gratuita e magari i tempi o la risposta che vi ho dato non si è ancora verificata, perché tra l'altro ricevete un dono, dunque non avete nessun diritto di pretendere nulla. Per quanto riguarda invece la consultazione privata, ovviamente avremo anche modo di parlare, di vedere le cose da più prospettive. In quel caso chiaramente le cose possono differire notevolmente. Detto questo lo faccio, ho detto questa cosa perché comunque capita che qualcuno che tra l'altro non ha mai nemmeno supportato, non dico economicamente perché non è quello il mio scopo, comunque il canale in qualche modo poi si permette, perché io metto il mio numero, di disturbarmi. Allora, bene, siccome io ho già fatto la mia filippica iniziale, saluto i ragazzi che sono collegati. Allora, ciao Elena, un'altra Elena, ciao anche a te, ciao Tiziana, ciao Maria, ciao Chiara, ciao Cinzia, oh buonasera Marietto, che tra l'altro ho scritto da qua accanto, ciao Tiziana, altra Tiziana anche tu, ciao Cristiana, no scusami Cristina, poi c'è un utente Facebook che saluta con Elo e la manina. Purtroppo da Facebook vi invito a autorizzare StreamYard alla lettura del vostro profilo, che permetterà appunto la pubblicazione del vostro commento, altrimenti appunto purtroppo vedrò un generico Facebook user e in questo caso non potrò salutarvi. Vi ricordo anche un'altra cosa, poi continuo a salutare gli amici. Voi vedrete un ordine cronologico in base al canale dal quale siete uniti alla diretta, ma l'ordine cronologico che vedo io tiene in considerazione dell'ordine di arrivo di ben 3 canali differenti. Dunque non preoccupatevi, non salterò nessuno, risponderò comunque soltanto ai primi
a cui riuscirò a rispondere nell'arco di questa mezz'ora, 40 minuti. Vi ricordo inoltre che siamo in chiusura di preparazione dell'ebook, lo so che lo diciamo da un po', ma gli impegni sono tantissimi e ci teniamo a fare un lavoro anche fatto bene, dunque leggo, rileggo, correggo e voglio essere sempre sicura. Sicuramente mi scapperà qualche errore per forza, perché chi legge pensando di leggerci quello che vuole leggerci, dunque magari qualche piccolo errore me lo perdonerete, perché io faccio la stesura, io faccio la correzione e il Marietto l'impaginazione, fa un sacco, e i circuiti giustamente. Dunque il lavoro è a quattro mani, ma insomma siamo autori sia dei testi scritti sia di tutto il materiale che appunto compare nell'ebook. E vi ricordo appunto che questo ebook lavora congiuntamente unendo le forze tra radionica ed ermetismo, dunque un ebook veramente molto particolare, molto importante per tutti gli amanti dell'esoterismo, per tutti gli amanti di un percorso di crescita spirituale che si attenga alla tradizione esoterica occidentale. Dunque, se vi interessa, vi ricordo che tutti i circuiti vengono attivati e personalizzati in origine, dunque lavoreranno anche se non li stamperete, e ci sono poi delle sorprese che sono sicura che gli amanti del genere apprezzeranno molto. Questo ebook, che viene appunto alla fine, ha un costo di 50 euro. Bene, detto questo, continuo a salutare, saluto Italia, saluto Ermanno, saluto Daniela. Ho fatto un salto in avanti, eccolo qua, saluto Eleonora, saluto Pierluca, saluto Cristina, un altro, un utente Facebook questa volta vedo che si chiama Lia, Abi Wit, o White, non lo so, Cristina, che avevo già salutato, Mary, Renza, Cira. No, continuo a non vederti, purtroppo. Vedo utente Facebook, ciao, adesso mi vedi. Purtroppo ancora no. Allora, e poi un altro utente Facebook, ciao Ilde, buona serata. Mannaggia, no, vi saluto come ciao utente Facebook, ma purtroppo non riesco a vedervi. Bene, allora, spero di non aver saltato il saluto a nessuno. Mi scuso in anticipo se per caso ho saltato qualcuno, non è assolutamente mia intenzione, per me siete tutti importanti e tutti molto cari, perché comunque con la vostra presenza mi sostenete. Benissimo, cominciamo dalla prima domanda, che è di Elena. Allora, chi è l'uomo destinato a me? Vediamo se Igor, 1 agosto 76, Elena invece 17 settembre 75. Vediamo un pochettino cosa dicono le sibille, se Igor è l'uomo destinato a te. Allora, diciamo che il taglio è un pochettino strano, nel senso che abbiamo molta intimità, la possibilità insomma di incontri estremamente ravvicinati, mettiamoli così, ma anche una carta che invece va a stravolgerne un po' il senso, dunque vediamo, magari c'è un momento di allontanamento, oppure può anche voler dire, rispondendo molto molto direttamente alla tua domanda, che magari non è il caso di considerarlo l'amore della vita, però non voglio parlare, vediamo cosa dicono le sibille. Allora, Elena, vediamo se, ecco qua. Dunque, mercante, giovane fanciulla, domestico, amore imeneo. Devo dire che qui abbiamo una prima linea comunque interessante, lui sembra molto disponibile e molto molto attratto, almeno nella linea del passato. Sicuramente è scattato in lui un sentimento di innamoramento e il desiderio di ricongiungersi a te, vedi che c'è comunque, è una linea molto positiva. Attualmente
sembrerebbe che comunque, vedi consulente sorpresa e gatto, allora è una situazione che comunque può essere utile, chiamiamola così, per entrambi, magari c'è un sostegno vicendevole o una forma di opportunismo, di comodo. Però, nonostante sia una situazione così, probabilmente da entrambi i lati, l'artista e la riunione fanno capire che il ragazzo ce la mette tutta nel suo possibile, comunque si dà da fare e vedi che c'è un avvicinamento, c'è un contatto, comunque un'intesa, un desiderio di stare insieme. La prossima linea, guarda com'è bella, abbiamo fedeltà, fortuna, casa, vedi che è sicuramente una linea molto incoraggiante dove si direbbe appunto che la relazione faccia un passo avanti con un maggiore impegno, anche una maggiore intimità, c'è un rafforzamento della fortuna. Attenzione però perché la chiusura è un po' meno piacevole perché sembra che inizi un periodo di isolamento o di pausa, che ci sono, però sembrerebbe un ostacolo non voluto da voi, qualcosa che interferisce di esterno. Allora, ovviamente non sono in grado di dirti sì e no con le sibille, perché le sibille ci raccontano un po' il prossimo periodo o comunque a grandi linee cercano di darci un indirizzo, no? Ad ogni modo mi sembra abbastanza interessante di per sé la stesura. Vediamo l'esito. Speranza, messaggero militare, dispiacere. Allora, diciamo che vedo comunque una discussione importante e il dubbio che possa esserci, vedi, militare, più che altro una grande attrazione fisica. È una carta che ha valore marziano, lo dico spesso, magari per chi segue ormai avrà imparato anche che quando vede questa lama c'è sicuramente molta determinazione, grinta, la volontà di raggiungere un obiettivo, il fatto di andare fino in fondo ai propri progetti, i piani, ma anche il piano segreto, perché chiaramente il militare non divulga a nessuno la sua strategia, e dunque anche la possibilità che questo esprima un segreto o una relazione in questo caso che deve restare segreta. Un'altra cosa che può dire il militare proprio in virtù del segreto e in virtù del potere marziale, diciamo così, marziano che sottende è l'attrazione sessuale, dunque la passione fisica. A volte, se non sorretta da buone carte, può indicare proprio violenza, episodi di violenza. Non è questo il caso, però è chiaro che c'è un qualcosa, forse una discussione, vedi che c'è la carta del dispiacere, di qualcosa che si sente che non ci piace. Dunque, vedi, messaggero militare disgrazia, dunque dispiacere, scusami. Dunque vediamo che probabilmente se proprio devono risponderti le sibille, non è proprio un sì alla tua domanda se è lui l'uomo giusto per te. Però comunque per un periodo farà del suo meglio. Andiamo avanti. Opla. Vediamo la prossima domanda. Tiziana, ci sarà un nuovo amore? Ecco Tiziana, un nuovo amore o ritorno è una di quelle domande a doppia opzione che non vanno bene. Devi scegliere di chiedermi o se ci sarà un nuovo amore o se c'è un ritorno, perché per esempio la carta della riunione può voler dire un ritorno, ma anche un incontro, dunque non mi riesce facile risponderti. Però siccome non ti rispondo da tantissimo tempo, o forse non ti ho mai risposto, non mi ricordo, scelgo io in questo caso per te e ti dico, mi attengo alla prima parte della domanda, dunque vediamo se ci sarà un nuovo amore, ok? Mi raccomando, non mettetemi domande a doppia opzione. Allora, 25 febbraio 69, Tiziana. Sibille, ditemi se la Tiziana avrà un nuovo amore. Grazie. Allora, tu hai ancora nostalgia per una relazione ufficiale o per qualcuno che era ufficiale nella tua vita, c'è ancora un senso di tormento forse verso quel in passato.
Allora, sacerdote, bambino, artista, amica, amatrice. Allora, in questa linea mi pare di capire che comunque nel passato o sei reduce da una separazione, perché comunque la carta del sacerdote che ha matrice valenza saturnina, vedete per esempio il militare di cui abbiamo parlato prima parla degli influssi di Marte, mentre il sacerdote ha influssi di Saturno in questo caso, perché parla di raffreddamenti, di situazioni che si fanno dure, rigide, di giudizio, e dunque è come se si è iniziato un qualcosa, oppure parla, proprio perché è Saturno, di un uomo grande, più grande. Comunque c'è un qualcosa nel tuo passato che va a iniziare. È possibile che avesse o a che fare con qualche incontro, con qualche colloquio, oppure con una persona che effettivamente è carismatica, un uomo affascinante, capace, riconosciuto nel suo contesto, nel suo ambiente, con il quale è nata un'amicizia e poi forse anche un qualcosa di più. Ora, ascolta, per quello che mi riguarda, vedo che c'è una persona che ti corteggia e dunque adesso non so dirti se questa persona è un nuovo spasimante, un nuovo amore o se già magari fa parte un- di una persona, cioè fa parte già di una relazione passata o è appunto una parentesi del tuo passato. Mi sembra però che abbia delle qualità precise, vedi che compare la carta del dottore. In questo caso ci parla di una figura che ha caratteristica di accudimento, nel senso che può essere o una persona che si prende cura di te in qualche modo, anche solo con il suo corteggiamento garbato, oppure una persona che adesso ti sta aiutando per qualcosa, magari a sbrigare qualche pratica, qualche documentazione, potrebbe essere una persona che ha a che fare con la legge, oppure un dottore o un libero professionista, però sempre di professioni di questo tipo, di consulenza, cose del genere. Dunque, magari è una persona che ti sta aiutando in qualche modo e con la quale potrebbe nascere o magari garbatamente già ti fa la corte. Comunque una persona che tutto sommato ha una sua solidità potrebbe darti qualcosa di concreto, però vedi che c'è molta confusione, dunque non so, sembra proprio che le cose però cambieranno e potrebbe subentrare qualcun altro. Dunque non ti vedo sguarnita, perciò Tiziana devi stare tranquilla, direi che però sei prossima ad incontrare ecco, una nuova persona. Sarà un uomo non tanto più grande di te, probabilmente potrebbe essere un tuo coetaneo, o forse 1 o 2 anni più giovane. Vedi che c'è un incontro e dunque è un incontro che inizialmente sarà comunque favorevole, positivo e anche non, di sicuro non ha immediatamente l'aspetto di una relazione a lungo termine, però è un qualcosa che nasce nella leggerezza o comunque un qualcosa che ha comunque della speranza per il futuro. Dunque, vivila bene, con serenità, anche perché non vedo turbative particolari. Allora, come esito, conversazione casa malato mercante. Allora, è chiaro che hai bisogno di stare in compagnia di persone care, hai bisogno di costruire intimità, ma anche di momenti piacevoli dove puoi sentirti sostenuta. Forse sei un pochino preoccupata, un po' abbattuta o probabilmente lo sarai per qualche ragione. Più che altro mi sembra a causa di un uomo che comunque è risultato un po' calcolatore, un po' non autentico, non del tutto corretto con te. E vedo che comunque sarai sostenuta in quel senso. Andiamo avanti e salutiamo anche, rispondiamo a Cinzia.
E di nuovo le domande a doppia... Allora io cosa lo dico a fare? Non fate domande a doppia opzione. Non mi fate questo o, no, proprio io lo dico chiaro, ma sembra che io faccia il contrario. Allora, Cinzia, cosa vuoi sapere? Una nuova persona? Perché il ritorno di un ex o una persona non è facile, siccome la chiave di lettura sta nella domanda, ho bisogno che la domanda sia chiara e non così, perché così è come dire tutto o niente. Comunque provo a risponderti fermandomi alla prima parte della domanda, vediamo se c'è la possibilità di conoscere una persona. Allora, Sibille, ditemi se Cinzia, 3 dicembre 72, va a conoscere una persona. Grazie. Senti, le Sibille sembra che mi stiano dicendo più che una nuova persona, che in realtà sembra che... Partiamo dall'inizio. Dunque, mercante, gelosia, falsità, bambino e allegria. Allora, vedi che nel passato tra gelosia e falsità e anche il mercante, che non è sempre una figura un po' ambigua, perché è una persona che si fa i suoi conti, una persona che tira l'acqua al suo mulino, o comunque qualcuno che non fa mai nulla senza un suo obiettivo, un suo scopo. È chiaro che è l'uomo delle trattative, in un certo senso vedi che potrebbe anche essere comunque una persona che per lavoro deve fare trattative, trattiggi, maneggi, cose varie. Dunque, una persona che magari è abituata in questa modalità e che porta questa modalità anche nel suo vissuto personale, e dunque vedi che ci sono comunque gelosia, falsità, insomma, questa persona del passato ti ha causato non poche problematiche, anche perché non sempre quello che diceva era assolutamente affidabile e attendibile. Eppure, nonostante ciò, nonostante queste basi, probabilmente era nato un rapporto tutto sommato soddisfacente. Ora, però, è chiaro che con queste premesse difficilmente, visto anche la tua domanda, se torna un ex o se incontri qualcuno, penso proprio che non sia andata avanti come avresti voluto. Però devo dirti una cosa: consolante sorpresa, omaggi preziosi, superbia e riunione. Io non mi stupirei se, visto il tipo di linea che è venuto qua, vale a dire che ci sarà una situazione che risulterà essere una soddisfazione tua, una tua soddisfazione, ma non solo, anche occasioni di più incontri, ma nemmeno andiamo troppo in là. E siccome mi parla di una situazione ricca di opportunità, ritengo che indirettamente la stesa ci risponda sia per la possibilità di nuovi incontri, sia perché possa tornare un ex, e magari si manifesteranno quasi contemporaneamente, nel senso che a un certo punto, da che ora magari non hai chissà che presenza intorno, forse qualche corteggiatore, qualcosa così, però a che ti troverai veramente con più occasioni. E non ti nascondo che non vanno tanto in là, nel senso che non devi aspettare tanto per vedere questa cosa. Evidentemente siamo già lì, nel senso che sei già circondata da possibili interessati all'argomento e che magari comincerai a rendertene conto, oppure già li conosci, già sai. Comunque sono nel presente, dunque nei prossimi giorni o nei giorni scorsi, comunque in un tempo molto prossimo a quello attuale. Abbiamo giovane fanciulla, militare, Imeneo. Allora, non escludo che
il militare in questa occasione possa essere veramente un militare. Dunque, magari fra i corteggiatori c'è qualcuno che indossa una divisa e potrebbe essere comunque una conoscenza non tanto antica, dunque un qualcosa di nemmeno troppo recente, perché sarebbe comunque comparso la figura del bambino, comunque qualcosa di più giovane, dunque un qualcuno che conosci già, probabilmente o si farà parecchio avanti e dunque potrebbe essere molto determinato nel darti una, nel farsi avanti, nel fare una proposta. In ogni caso vedo che c'è un qualcosa che va a concretizzarsi, una soddisfazione che vai a prenderti in più, cioè qualcuno che effettivamente cercherà di proporti qualcosa di concreto. Ora, secondo me però l'incontro o lo stare insieme a questa persona ti porterà dei pensieri ma anche la possibilità sicuramente di progettare, ma visto la qualità della carta successiva, penso che i pensieri siano un po' meno costruttivi, un po' meno positivi, perché a quanto pare magari è vero che c'è la possibilità che si raggiunga un certo grado di intimità o di vicinanza anche fisica, che potrebbe essere anche una relazione che da un punto di vista fisico, della compatibilità della chimica, diciamo così, sia molto soddisfacente, ma che magari per qualche altra ragione invece ti dia da pensare, non sia tanto positivo. Dunque, attualmente vedo delle cose che avranno uno sviluppo, però c'è anche un qualcosa che poi non sarà tanto positivo, o per una notizia che riceverai o comunque qualcuno che ti deluderà. Vediamo l'esito. Ladro, vedovo, malato, donna di servizio. Tesoro, devi fare attenzione agli uomini che vengono pensando di usarti un po'. Mi sembra che ti lascino più abbattuta che altro. Cioè tu devi veramente poi darti tanto da fare per recuperare. Vedi com'è qua? O chi viene perché ti vuole tenere nascosta perché ha già altra roba, comunque ti lasciano più un senso di solitudine e di rimpianto. Dunque fai attenzione perché non mancano le occasioni da quello che vedo, però devi scegliere la cosa più giusta. In questo momento vedo che comunque sei un po' così, magari in una fase dove vorresti stare un po' meglio. Allora, vediamo la prossima domanda di Cristina. Gentilmente vorrei sapere quando il calvario di mia mamma malata finisce. Sebastiana 17 aprile 46, io Cristina 10 marzo 86. Una domanda, mamma mia. Vabbè, vediamo. Non è, lo so, alla fine il calvario è cioè, capisco cosa chiedi. Vediamo quando mi dispiace per mamma Sebastiana che passa quello che sta passando. Mi dispiace anche per te perché sono dolori. Allora, vediamo un po'. Mamma Sebastiana. Ci vuole ancora un po'. Beh, oddio. Allora, Cristina, l'esito che chiaramente, vista la tua domanda, ci dice che cambierà casa. Vedi come sono poetiche le sibille, vedi che c'è il cambiamento della casa e starà bene. Ovviamente alla tua risposta non andiamo tanto in là perché compare nella stesa, però per arrivare lì avrà dei momenti sembrerà una specie di ripresa e poi un peggioramento. E alla fine poi cambierà dimora, no? Dunque
Cristina compare nella stesa, dunque non penso ci vorrà tantissimo. Non so se dire che tutto sommato, visto che lo definisci calvario, magari è meglio così. Comunque va bene, andiamo avanti. Scusa se non mi dilungo tanto, ma è una domanda delicata che non è facile affrontare in una diretta. Allora, rispondo a Daniela. Daniela, 1° aprile 70. Riuscirà Daniela ad avere una storia sentimentale appagante e stabile nel prossimo futuro? Vediamo cosa dicono le sibille, Daniela. Allora, sibille, ditemi se Daniela, 1° aprile del 70, riuscirà ad avere una relazione stabile e appagante. Insomma, diciamo che sei stata un po' sfigata in passato, sembra proprio il termine giusto, perché con fortuna e disgrazia, chiaramente la chiamerei sfortuna, probabilmente sei incappata in una relazione un po' particolare nel passato, dove ci sono stati degli aspetti anche che si sono, delle situazioni che si sono, come dire, quando si acuiscono, ci si inorgoglisce, ecco, una situazione di questo tipo, oppure addirittura c'erano più rivali. Sapete, non è sempre facile capire cosa vogliono dire, perché possono voler dire più cose e io, non conoscendo le vostre situazioni, magari giustamente vi do qualcuna tra le interpretazioni possibili. Chiaramente lascio poi a voi comprendere o individuare quale sia tra le interpretazioni quella che effettivamente conferma la vostra situazione. Allora, c'è anche un'altra situazione qua, perché c'è una vecchia signora e un dottore. Dunque, o è una relazione, si sta riferendo a una relazione che è durata parecchio, che avete cercato di sistemare in qualche modo, ma non c'era più compatibilità di carattere, c'era rivalità, ormai eravate arrivati a un punto in cui non vi comprendevate più, e da lì che ho detto la sfiga, no? La sfortuna. Oppure riguarda proprio una signora di una certa età, anziana, che ha richiesto appunto assistenza e che magari questo ha creato dei disagi. Io ripeto, non conoscendo la tua storia, non so quale di queste possibilità si siano realizzate e verificate, magari tutte e due. Allora, deliranti dispiacere, sai, ci deve essere qualcosa che è arrivato al tuo orecchio e che ti ha portato un dispiacere o recentemente, oppure sarà nel prossimo periodo proprio immediato, perché è qui nella linea del presente. Potrebbero anche essere dei pettegolezzi, un qualcosa che comunque ti ha creato confusione e un dispiacere. Guarda, stanza giovane fanciulla, dunque diciamo che magari dipende proprio è legato a un incontro che puoi aver fatto o che farai probabilmente o con una persona più giovane che potrebbe appunto riferirti queste cose, oppure questi pettegolezzi riguardano una persona giovane o una fidanzata, qualcuna che ha un ruolo di affezione. Cosa vedo anche qui? Perché la tua domanda è se ci sarà una relazione appagante. Al momento devo dirti che non si direbbe proprio. Sembra che ci sia comunque un po' un blocco, un po' arenata la faccenda delle relazioni. Vedi che
può esserci qualche inizio, può esserci qualcuno che si avvicina, ma alla fine si ferma, oppure qualcuno che non sarà veramente affidabile del tutto, oppure qualcuno che in fondo gli interessa solo fino a un certo punto. Comunque l'invito è di restare salda, di non preoccuparti, perché con questa carta comunque, nonostante ci siano dei blocchi o comunque non sembra che la questione nell'immediato possa svilupparsi, comunque è una carta che dà un esito positivo. Allora, donna maritata, leggerezza e allegria. Beh, in ogni modo è possibile che nonostante tutto una situazione che potrebbe essere legata o a qualcuno lontano o una situazione comunque che pur avendo una sua stabilità abbia un carattere di leggerezza, comunque c'è un momento di miglioria, di miglioramento. È anche possibile che tu non sentirai più la necessità impellente di stare con qualcuno, probabilmente arriverai a un punto dove starai bene anche come stai, vedi? Come se fosse una forma di accettazione, senza più quell'ansia che invece vedo magari in altri momenti della tua vita. Dunque, è probabile che tu arrivi a una nuova fase della tua vita, una nuova condizione anche psicologica, anche perché non è che c'è un granché, sembra che qualcosa ti darà soddisfazione, ma poi si rivelerà essere un'avventura, vedi che come nasce così muore. Non è ancora il momento, forse l'obiettivo tuo non è avere una relazione appagante con qualcuno, magari devi riuscire ad essere appagata comunque tu, invece che accontentarti del primo che passa. Comunque per ora non sta passando niente di buono, questo è un po' il senso, devi aspettare ancora un po'. Allora, bene, io a questo punto entra in scena il Marietto che non aspettava altro, sta fremendo, devi portarti la sedia, ce la fai? Arriva, non scappate perché ho visto che stanno scappando tutti quando arrivo io. Bene. No, ma stasera c'è fiacca, c'è poca gente. Ma noi vogliamo bene anche a quelli un po' fiacchi. Buongiorno cari amici, vediamo un po' qui. No, io l'ho letta, ma ho cercato di, cara Cristina, di dirti vediamo un in po' poche chi parole. È che tocca adesso? Popolotto? Ah no, devi tornare su. Torniamo su. Sì, perché io sono andata... Torniamo su qua. Aspetta, ancora un po' più su. Ah, ciao Giulia! Questa è la nostra Giulietta? Sì, Giulia. La nostra Giulietta. Ciao Giulia, ti abbiamo messo in diretta. Sì, ma non farlo. Ah, scusa. Oh, no, faccio qualcosa io subito. No. Scatta l'allarme. No, guarda quanta bella gente, dunque. Dove ero arrivata io? So. Qua. Ora c'è Cristina che però non ha messo la sua data, dunque non riesco a risponderle. C'è Lia, chiede se troverà lavoro. Vuoi rispondere tu a Lia? Sì, e ho le mie sibille. Voilà. Taglio o... Come vuoi tu? 5 carte? 6 marzo 69, vuole sapere Lia se troverà lavoro. Vediamo un po' Elia, siamo nelle... Lia. L-I-A. Lia. Maschio o donna? È una donna. Una signora. E c'è. Allora, per la Lia vediamo le sibille del Marietto che sono meno... E vediamo un po' la prima carta, fortuna, e la seconda carta, beh, con 2 carte così, cosa posso dirti? Donna giovane fanciulla, cosa dici tu, Hilde? Direi che sta per arrivare un'occasione importante, abbastanza fortunata che può avere anche qualche sviluppo nel futuro. Dunque, andiamo in dettaglio. Speranza, è lei che sta sperando. Attenzione perché qui vedo uno sgambetto, però. Allora, Lia,
Allora, qui ci sei tu che è la speranza, però devi stare attento che c'è sempre uno sgambettino dopo l'altro, vedi? Sì, è probabile che ci siano degli ostacoli che al momento ancora non vedi, legati a questa cosa del lavoro, o effettivamente l'oggettiva difficoltà di individuare le porte giuste, oppure addirittura Sì. potrebbe esserci qualcuno che femminile, femminile, ma non per forza, comunque qualcuno che magari finge di aiutarti, ma in realtà non lo fa. Però entra in scena il cambiamento, c'è un cambiamento, e entra sì. in scena un gran signore, che potrebbe essere anche una forza spirituale, bisogna essere chiari, essere d'accordo. Sì. Non è sempre detto che una persona... Ma secondo me lei dovrà fare uno spostamento per poter andare a dialogare o comunque a parlare o avere il sostegno di una persona che effettivamente darà un'occasione. Ma allora la risposta è sì o no, secondo te? La risposta è sì, non subito. Non subito. Non Anche subito, per ora ci saranno degli ostacoli, ma poi... Ma poi? Con questo cambieranno le cose. Sì, è probabile però che appunto si dovrà spostare, non deve cercare nei dintorni. No, anche perché nei dintorni potrebbe uscire qualcuno che non la pensa esattamente come lei, giusto? Sì, magari non l'aiuterà o addirittura le fa perdere tempo. Andiamo avanti lì perché mi hai dato fiato. Allora abbiamo Abby White, che si chiama Giusy, vuole sapere se la sua situazione economica migliorerà. Arrivo io subito, si entra Wall Street, arrivo io, si entra subito Wall Street. Subito. Mi siedo subito che partono via. Altre 5 carte, va bene? Ok, Giusy 3 luglio 80, vediamo la sua situazione economica. Allora, per la Giusy vediamo un po'. Ci picchia, era meglio che facevi tu. Allora, poi dici che le mie sono sfigate. Allora, vedo, qui la vedo un pochettino fredda la situazione, la vedo veramente col freno tirato a mano. Qui o sta rimpiangendo una collaborazione che aveva, in particolare con un uomo, probabilmente una persona che alla fine si era rivelata comunque tutto sommato positiva. Magari c'è questo rimpianto, oppure sta per terminare una collaborazione. Sì. Ma vediamo, sta per terminare, ma a questo punto inizia la nuova fase. Amica, allegrezza di cuore, dispiacere, però dai, su, è proprio cosa possiamo dire? Che c'è un'amica che molto probabilmente cercherà di dargli... Sì, probabilmente qualcuno ti ascolterà le tue richieste, nel senso che magari dovrai spargere un po' la voce di quello che stai cercando. Effettivamente verranno fuori più opportunità, però magari non è che subito troverai quello che veramente desideri fare, probabilmente dovrai accontentarti di qualche lavoro un po' più umile, però che ti porterà una qualche riuscita. Dunque, alla fine... insomma, diciamo che siamo partiti... parliamoci chiaro, siamo partiti con il freno tirato a mano e con 4 gomme bucate. E adagio ha lavorato sodo, vuole lavorare sodo, e toglierai il freno, rimetterai a posto le gomme, piangerai, perché attenzione, perché questa carta... Parla chiaro. È una carta dove magari non riceverai un esito positivo subito. Però ti darai da fare, vedo che raccoglierai delle opportunità, anche se a costo di partire con qualche sacrificio in più, magari con un lavoro meno appagante, ma avrà delle prospettive perché c'è la riuscita. Sì. Quindi diciamo che è positiva la cosa. Da come siamo partiti... L'ultima carta è consonante sorpresa, dunque un miglioramento c'è per forza. Da come siamo partiti, diciamo che stiamo andando, andremo bene. Andiamo avanti. Allora, siete grandi. Elena Costa. Grazie. Elena, no, questa no, mi dispiace, ma questa qui. Questa qui la mettiamo in diretta perché merita. Brava. Ma te lo fai nelle tue dirette che metti, no? Così. Andiamo avanti. Invasione di campo. Allora,
Allora, Cristina, devi mettere la data, la tua data. Vedi che tutti hanno messo la data. Ma mi sa che l'ha messa sotto. Andiamo a vedere. Mm. No, ho fatto un po' di... eccola qua. No, 24. sotto, qua, E qua, sotto. e qua. Anche qui. Cos'è che vuole sapere? In che modo vendo la casa? Ecco, rispondiamo a quello, perché in quest'altra che aveva chiesto anche il futuro prossimo sul lavoro, ma poi ha chiesto 3 volte sulla casa, dunque rispondiamole per la casa. 5 carte, 24 aprile 65. 5 carte, Cristina. Vediamo. Posso 5 carte? No, perché certo. Io sono nella sua diretta. Certo che puoi. Perché tiro giù 5 carte per la vendita della casa della Cristina. Che oggi è un tema caldo qui, perché molti ci telefonano per le case. Voilà. Ai. Ma è mica dell'altra. Allora, qui bisogna stare attenti. Dillo tu perché mi manca il coraggio. No, è che sembra proprio che un accordo non andrà a buon fine. Già. Cioè, l'accordo sta per arrivare, ma purtroppo. Oppure, peggio ancora, che rimpiangi un accordo. Comunque, sì. Siccome... Esatto. Vediamo, lasciamoci sorprendere. Fortuna, speranza, sospiri. Anche più o meno la stesa conferma. Allora, sembra proprio che tu riceverai una notizia, potrebbe essere che qualcuno faccia un'offerta per la tua casa e sembra anche che sia positiva, questo apre un potenziale, però vedi che poi o ci saranno dei ritardi, delle attese e degli ostacoli imprevisti che potranno e poi con la partenza manifestarsi. Sì, quindi non è proprio positivo per il futuro prossimo. Allora, qualcosa si muoverà e questo è già sempre un punto buono, però... Ti sta dicendo in modo molto diplomatico, stai molto attento, è giusto che dici questo? Esatto. Sì. Andiamo. Aspetta che vediamo, perché mi sembra che abbiamo saltato qualche altra... Mary Angie, no? Mary... No, qua, Elena. Elena. Lucia, 12 ottobre 74 e Antonio, 13 novembre 74, se si rivedranno. Questa mi piace, questa la faccio lunga, come via col vento, va bene? Mamma, 3 ore. Sì, questa mi piace. Finché puoi dire domani un altro giorno. No, perché spero che la batteria non si scarichi. Ecco, vero. Ok, dobbiamo fare la colletta per la nostra power bank. Ok, pronti? Via. Adesso vediamo fra Lucia e Antonio, giusto? Il taglio è mercante e bambino. Beh, sai, sembra proprio una riformulazione degli accordi, sembra proprio che ci sia una nuova nascita, un nuovo inizio, un nuovo accordo. Un nuovo futuro. Vediamo un po'. Passato. Il passato tinte fosche. Il presente, il presente. Vediamo un po'. Indietro di così, quello non va. Un po' esco dal tavolo. Esatto. Queste le teniamo segrete. Allora, vediamo un po' il passato. Il passato sembrava partito in quinta, no? Amore, messaggi. C'è stato molto, come si suol dire, molte fleur, molte intenzioni, molti messaggi. È sicuramente in passato un rapporto intenso, che è nato ed è cresciuto anche tramite messaggi, telefonate. Devo dire però che questo potrebbe voler dire che ci sono state delle incomprensioni, probabilmente anche per questioni di orgoglio, perché questa è una carta di superbia, oppure magari distrazioni, competizioni, qualcosa che comunque vi ha allontanati e alla fine poi il finale si è un po' raffreddato. Attualmente non andiamo. Attualmente è un po' da camposanto, direi. Cosa tieni? Tipo questo. Sì, tipo questo. Attualmente ci sono ancora dei sospesi non positivi, ci sono ancora delle amarezze, ancora delle incomprensioni o comunque degli ostacoli che oggettivamente vi impediscono. Ma noi abbiamo già visto l'esito, adesso andiamo avanti. Con anche sorpresa fedeltà, tutto sommato sembrerà che
Si recupera. Sì, a sorpresa, c'è una soddisfazione, perché Antonio, al di là, giusto, Antonio? sì, al di là, almeno sì, mi ricordo, Antonio. sì, Antonio, sì, al di là di questi ostacoli che oggettivamente ci sono, comunque ancora ci sono, sembra che qualcosa si muoverà comunque in conferma del sentimento Achille. del nostro Achille. Sì. Nostro. Allora, il futuro prossimo. Vedi però, c'è falsità, costanza, dottore, dunque ancora qualche aspetto non del tutto chiaro, non ancora del tutto tirato fuori, ok? Qualcosa... Il finale, me lo fai fare il finale? Sì, sì, qualcosa è taciuto, qualcosa non è detto per quello che è veramente, e qualcosa viene accettato perché si fa buon viso a cattiva sorte. E questa carta cosa mi vuoi dire? Ma aspetta, qua abbiamo, vedi, comunque la possibilità che effettivamente le cose si sistemino, perché abbiamo Costanza e Dottore, dunque comunque c'è la possibilità anche che qualcuno dia una mano a permettere a tutti e due. Allora, qui vedi che però sì, c'è la possibilità di sistemare delle cose, ma c'è ancora qualcosa che non è chiaro, non è a posto. Come dire, ci sono degli aspetti di questa relazione che effettivamente producono ancora degli abbattimenti, cioè è una relazione che ancora ha degli aspetti da guarire e che probabilmente ti fanno sentire profondamente sola nel gestire, nel tenere in piedi questa cosa. Vedi che c'è malinconia, forse o sei da sola nelle tue mansioni di accudimento della casa, della famiglia, e questo ti porta a una grande stanchezza, a un grande abbattimento e probabilmente anche una forma di tristezza. Dunque forse è qua il nodo di questa relazione. Ma a questo punto, però Marietto. A questo punto le luci si spengono e arriviamo al finale. La suspense. La suspense è una rivoluzione russa. A questo punto, dopo questo risotto, questo maremoto, questo tsunami, Antonio, giusto? Antonio, la prima carta, la seconda carta, la terza carta e la quarta carta. Ma secondo me non vengono a guardare le carte, ma l'interpretazione. L'interpretazione è che Antonio è veramente una brava persona, perché qui parla chiaro: Imeneo, gran signore, leggerezza e gran consolazione. A parte queste piccole cosine che Hilde ha detto, queste carte qui parlano di chiaramente una cosa solida. Allora, diciamo che è possibile che lui si renderà conto di quelle che sono state le sue mancanze, perché vedi che c'è, come dire, un pensiero legato a qualche anche situazione del futuro che può essere migliorata. Vedi, la leggerezza è una carta comunque di metamorfosi, o che parla di posti lontani, o che a meno che lui non stia sognando di andare lontano, io direi che è più possibile, visto anche l'artista Elimeneo, che lui insomma capirà e cercherà di recuperare. Sì. Anche per te è così? Sì, io volevo dire questo, però in sintesi l'Antonio ok, no? Perché qui vediamo che cerca di rattoppare tutto. E poi, cari amici, quando esce Imeneo e queste due carte qui, per un'unione di una coppia, sono top di gamma, Qui top di gamma c'è anche altro, però è diciamo un che Antonio con queste carte qui gli diamo 10 punti. È un recupero. È un recupero alla grande, perché il finale, quindi nei prossimi mesi un po' di tensione, ma poi alla fine Antonio esce alla grande. Secondo me, secondo te, Hilde? Ma sì, anche secondo me. Promosso. C'è qualche soddisfazione. Promosso. Ci saranno ancora degli aspetti da mettere a posto nella relazione. Beh, certo, questo qui sì. Perché ti sei sentita tanto sola, questo secondo me. Però il chiarimento è possibile. Cioè, alla fine è una brava persona. Sì, sì, sì.
Bene, andiamo alla prossima e poi chiudiamo. Sì, dai, Ce la anche fai perché ci ancora? aspetano le pulizie, è una giornata lunga Sì, perché ancora, stasera dobbiamo fare pulizie di mantenimento, e poi ma qualche anche qualcuna nuova. qualcuno Dunque, nuova, certo, esatto. e Gli hai già dunque, parlato del nostro nuovo ebook da 50 euro? io l'ho parlato. Va bene, allora, perché sennò ve ne parlavo io. Bene, andiamo avanti al prossimo. Mary Cosa ho Angela. fatto qua? Ho mescolato due mazzi. Sì, guarda che non stiamo giocando uno, Aspetta. perché di solito giochiamo uno con Aiuto, Giuseppe. vedi la stanchezza. Cos'è che mi hai detto? Ce la fai? Non so, non credo. Boom. Ah, perché gli altri sono là. Bene, andiamo avanti. No, stavamo dicendo ai nostri amici che dopo abbiamo le pulizie di mantenimento Sì, per i sì. nostri clienti. Siccome non voglio agonizzare, io Esatto. direi 5 carte. Dai, 5 prossima, carte. Buonasera, vorrei sapere. No, questo abbiamo già fatto. Ma questo, scusa, si vede uno sblocco un po' in generale nei prossimi mesi. Ci saranno delle novità positive. Mary Angela, Giovane. 16 maggio del 78. Allora, Sì. giovanissimo. Allora, vediamo se c'è uno sblocco in generale per Mary Angela. Negli anni del 78, non abbiamo dato. Beh, io Beh, più o meno, 16, dai. anche lei. 16 maggio. Un mese prima. Beh, per me... La carta canta. Direi proprio sì. una serie di occasioni fortunate, tanto da fare. Sì, 2 carte così top per questa domanda. Ma vediamo 5 carte profonde. No, bisogna essere positivi col Covid, Guarda che, dai, parla te, ma. Allora, in questo caso, siccome è associata a un'altra carta di picche, Un po' di orgoglio? questo ha un valore di amplificazione, dunque io mi rendo conto che lei sente proprio questo dilatarsi dei ritardi, dell'allontanamento delle opportunità, delle cose in modo molto sentito, amplificato. Dunque questa attesa, devo dirti che durerà un altro po', perché ce le abbiamo, vedi, questo amplificato nelle prime 2 posizioni, dunque nel prossimo periodo ancora sentirai questo. Però sembra proprio che arrivino però delle nuove opportunità, notizie anche che possono creare occasione o sblocchi. Questa è una carta che ha un po' una valenza ambigua. Potrebbe dire che le opportunità saranno legate a un uomo più grande, oppure che le opportunità devono essere colte con saggezza, con maturità, ma può anche essere qualche situazione nell'ambito legale. Dunque, ecco, ora risponderti... Però è su positivo, perché il taglio è stato estremamente positivo. Esatto, siccome il taglio aveva un valore molto positivo, allora diciamo che effettivamente lo sblocco avverrà, ma devi avere pazienza, non sarà immediato, perché anzi, forse per paradosso, ora che tu pensi che già chissà quanto stai aspettando, il tormento sembrerà ancora più grande, ma con un cambiamento poi, dunque non... Comunque Mary, sarà, cioè tutto sommato non sarà negativa il futuro prossimo. No, però vedi che lei chiedeva notizie, le notizie positive arriveranno perché c'era proprio lettera con omaggi preziosi, dunque ci saranno delle novità positive, però ancora, guarda, se aspetti adesso ancora ci sono dei ritardi, come se il tempo si dilatasse. Però non sono negativi. No, allora, io penso c'è questa amicizia... Ascolta, qua il computer ci mollerà fra 3, 2, 1, dunque salutiamo. Cari amici, vi salutiamo perché dobbiamo andare a fare anche le pulizie. Io va bene così. Ma i vicini di casa poi non si lamentano di tutti quei rumori. Buonanotte a tutti. Buonanotte. E il Marietto farà una diretta quando? Il Marietto sarà... No, sei tu la prossima. Allora, lunedì alle 21:30 siamo sempre su questi canali. Poi martedì alle 10 di mattina ci sarà Marietto, nei soliti canali. Poi... Mercoledì alle 21 saremo insieme. Nel mio canale. La diretta è la sua, ma della serie Meglio Soli che me ne accompagnati, chiamo anche lei, per il mano, poi... E poi di nuovo, non so se tu giovedì mattina alle 10 ci sarò io. E venerdì di nuovo alle 21:30. E poi sempre seguitemi nelle varie live che io rispondo alle varie domande che fanno le nostre amicizie sul canale, su Tubo in PVT, insomma, e mai
insomma ci bombardate di domande e allora quando ho un periodo di tempo, quando posso rispondo e via dicendo. La mascherina io la porterò sempre perché c'è il Covid, no? Vabbè, questa è una risposta velata a tutte le critiche che riceve per Per indossa tanti querelati, ma mascherina. io blocco così, tanto per. È chiaro che non lo fa per il Covid, Certo. non gliene importa nulla di quella cosa No, in casa, no, meno io che mai. sono tipo così perché abbiamo un Covid in casa. Ma che dici? Bene, grazie a tutti e buona serata e buon fine settimana. Ci vediamo lunedì sera, 21. Noi adesso andiamo di pulizie. Ciao!